buonasera e benvenuti a Sette Sere. Iniziamo questa nuova settimana con una puntata dedicata alla beneficenza e al volontariato. Lo faremo però in un modo un po' nuovo oggi, perché sì, conosceremo due associazioni, ma seguiremo anche il percorso delle donazioni. Vedremo quali sono le tappe della nostra beneficenza e vedremo come si fa a verificare che i nostri atti di bene verso chi ha bisogno vadano sempre a buon fine. Allora iniziamo subito a conoscere le nostre associazioni, mentre una è tutta italiana e porta aiuto ai nostri cari che hanno veramente bisogno qui nel nostro paese, e l'altra invece aiuta a portare un sorriso alle famiglie e soprattutto anche ai bambini che stanno in terre veramente lontane. L'abbiamo già conosciuta, si chiama Ricci Italia. Allora vi presento subito Giancarlo Stragapede, volontario di Ricci Italia Onlus. Buonasera, benvenuto. Buonasera a te. E benvenuto anche a Fabrizio Fratus, responsabile della comunicazione di Ricci Italia Onlus. Bentornato, buonasera Fabrizio. a voi. Eccoci qua, allora noi ci siamo conosciuti nell'arco di quest'anno, abbiamo capito che Ricci Italia è il ramo italiano di un'associazione internazionale che c'è da moltissimi anni, molti anni siete attivi anche in Italia, allora cerchiamo di fare un piccolo bilancio di questo primo anno in cui ci siamo conosciuti. Com'è andata? Beh, è un anno particolare, direi, perché è un anno di crisi dove sinceramente ci aspettavamo un calo dell'afflusso dei donatori. Devo dire che facendo un'analisi, un bilancio e obiettivamente anche Fabrizio su questo aspetto dei numeri ci potrà confortare, noi non abbiamo avuto calo e questo per noi è stato, abbiamo consolidato il numero che sono circa 6.400 adozioni o sostegno per meglio dire a distanza, e quindi tutto questo ci ha confortato a proseguire. La cosa più interessante che Ricci Italia ha sviluppato in questo periodo sono i progetti. Certo. Perché ci sembrava che non bastasse l'idea di fare solo, tra virgolette, quello che poteva essere il sostegno, ma bisogna andare oltre, a cercare di dare qualcosa di più a queste famiglie, a questi bambini, che peraltro sono sempre sorridenti in tutto quello che si fa, però non hanno nulla. E quindi abbiamo pensato intanto di analizzare il fatto che 24.000 persone muoiono di fame ogni giorno, e di queste 24.000 la maggior parte sono bambini. E di questi bambini sono concentrati proprio nelle zone dove noi stiamo lavorando, che sono il Burkina Faso, il Congo, il Mali. E quindi in queste zone noi abbiamo pensato di fare un progetto di realizzare 1 milione di pasti durante l'anno scolastico. E non solamente ai bambini che hanno un sostegno, ma anche a tutti gli altri. È un progetto ambizioso, direi, perché i nostri bimbi che seguono le nostre 17 scuole, che sono lì, sono circa 6.400, però ci vuole tanto aiuto e ci vuole sicuramente l'aiuto degli spettatori, naturalmente, che ci possono aiutare in questo progetto. Ma è molto bello pensare di arrivare a un progetto interessante come 1 milione di pasti al giorno. Esatto. Che per chi mangia un pasto solo al giorno direi che è una cosa fondamentale. Diciamo che esatto, è un progetto che può cambiare la vita, che può permettere soprattutto la vita, ma è un progetto ambizioso e di valore, però anche quello che proprio si capisce anche dal vostro slogan. Allora, il vostro slogan è "La scuola è un regalo per la vita", perché si porta sì un passo, ma si mettono questi bambini e anche le loro famiglie nelle condizioni di poter andare avanti a vivere nelle loro terre, a vivere bene, a sopravvivere, a creare qualche cosa, giusto? Giustissimo, infatti il sostegno a distanza è praticamente il percorso per cui il bambino inizia questa scuola, gli si garantisce il pasto e le cure mediche, e tramite il sostegno a distanza le persone da casa instaurano un rapporto di reciprocità, perché scrivono al bambino che prontamente poi risponde. È interessante quindi venire a conoscere direttamente dal bambino in questi paesi ciò che avviene nella loro terra, e è molto importante comprendere anche che è il migliore modo per aiutare queste popolazioni, perché Ricci Italia è una di quelle associazioni, poche per la verità, che collabora solamente con i locali, non importa in quei territori persone estranee dalla loro comunità. Il progetto Mangio Anch'io va a integrare questo processo di sostegno a distanza e sviluppa dei pasti per tutti quei bambini che se no non mangerebbero, perché mangiano, come ha detto Giancarlo, una volta al giorno, cioè noi siamo abituati a mangiare non so quante volte al giorno, perché molte persone... Esatto. Quindi per questi bambini invece questo pasto è veramente la vita, quindi tutte le persone devono capire che magari quel non mangiare il 15° pasto al giorno per noi può veramente aiutare questi bambini, perché sono 80 centesimi al giorno per un sostegno.
quindi vuol dire 25 euro al mese, si garantisce la vita e il futuro a questi bambini. E per Mangio Anch'io invece una tantum si può versare una quota per dire voglio regalare 10 pasti e quindi si regalano 10 pasti. E come diceva sempre Giancarlo, 1 milione di pasti non sono pochi, sono tanti, e aiutare questi bambini con un pasto al giorno è veramente una cosa importante. Sì, contando che a noi è veramente poco l'impegno che è chiesto, perché 80 centesimi, oppure si può fare di più scegliendo di essere un po' più presenti. Allora, come si fa? È molto facile, perché vi si può seguire attraverso il vostro sito, fra un po' vedremo anche il vostro cartello, insomma voi siete online, è veramente facile sostenervi. Allora, sì, portare un pasto permette a questi bambini di farcela, perché intanto con le energie in più si può andare avanti, si può andare a scuola, ma questo progetto è importante anche dal punto di vista lavorativo, perché offre anche posti di lavoro. Esatto, perché chiaramente per fare 100.000 pasti ci vogliono persone che si occupano di questo, e quindi diciamo che tutte persone che collaborano sulle mense, perché ci sono delle mense scolastiche, sono persone prese da loro, e quindi li facciamo lavorare, li impegniamo, e quindi occupazione che aumenta sia in questo progetto ma anche in altri progetti. Quindi questo è visto benissimo dalla popolazione locale, ed è fondamentale prendere persone del loco, in modo che possano veramente riuscire a dare un sorriso, come diciamo noi, a tutta questa popolazione. Certo, quindi non in un'imposizione del nostro modo di portare avanti la società, ma rispettare questa cultura dando le armi per andare avanti. Di progetti adesso vi abbiamo parlato di uno, si chiama Mangio Anch'io, ma ce ne sono veramente moltissimi. Ci si prende cura anche proprio dell'ambiente in cui queste persone vivono, tante volte vivono in condizioni sanitarie veramente precarie, anzi precarie è dir poco. Sì, intanto volevo lasciarti l'ultimo numero del nostro periodico, che è per tutti i sostenitori, ma comunque poi potrai vedere lì le cose che facciamo. E volevo specificare una cosa, perché Giancarlo non spiega delle mense, però quando noi vediamo queste foto delle mense, purtroppo vediamo solamente che c'è il fuoco nel terreno con 4 alberi e un grande padellone, cioè la loro mensa è questa, non immaginiamoci questa. Infatti in Mangio Anch'io è quello, il progetto cerca di sviluppare anche la possibilità di creare delle condizioni igieniche più vicine alle nostre, ma solo vedere i bambini che corrono per mangiare e gioiosi è già questa un'emozione che veramente illumina il cuore. E tutti se venissero nel nostro sito, oggi abbiamo un video appena si apre il sito dove sono i bambini che parlano di cosa vorrebbero fare nel futuro. Io invito veramente a vederlo, perché è veramente carino. Fatto qualche immagine, forse ce l'abbiamo anche noi, vediamo se riusciamo a farla passare. Si sentono veramente tutti i sogni. C'è una bambina, io l'ho visto il vostro sogno, che dice spero di diventare un giorno presidente della Esattamente. Repubblica, e magari questa bambina ce la farà, speriamo per lei. Allora, abbiamo detto che vedere questi bimbi sorridere quando riescono a sfamarsi, anche quando riescono a imparare qualcosa, vedere le loro famiglie farcela, dà veramente un'emozione in più, dà tanto riuscire a portare la felicità. E vi volevo però chiedere di un progetto che sta partendo, che fa sì che l'attività di volontariato si possa provare anche in loco. Allora, si chiamano Viaggi Solidali, sono soprattutto in Repubblica Dominicana, giusto? Giusto. È un progetto che Fabrizio sta per far partire, che sta partendo, e credo che sia bellissimo. Un'esperienza molto veloce, personale. Questa settimana ho trovato una persona che mi ha detto vorrei andare in Africa a fare qualcosa per gli altri. Allora, evidentemente c'è tanta gente che ha l'esigenza di fare questo tipo di esperienza, di volontariato, e quindi credo che Fabrizio, che potrà dire 2 parole su questo progetto che sta nascendo, è proprio sulla direzione dell'esigenza di molte persone. Abbiamo 30 secondi. Sì, proviamo. abbiamo cercato di mettere insieme il problema delle esigenze dei bambini della Repubblica Dominicana con il poter dare a chi va in vacanza una meta prestigiosa, bellissima come i Caraibi, per andare in vacanza, aiutare i bambini e soprattutto divertirsi e vedere come vivono in questi posti magnifici ma con grossi problemi. Esatto. E limitare invece il turismo sessuale che viene effettuato in quei quello di territori. sfruttamento assoluto. Allora, dare una mano concreta si può, vi abbiamo spiegato alcuni dei modi, ma ce ne sono ancora tanti. Io vi invito a visitare il sito di Ricci Italia, però visto che vi abbiamo in qualche modo chiesto di mettere mano al vostro portafoglio per dare una mano, vi dico che subito dopo la pubblicità cercheremo anche di capire qual è tutto il percorso delle nostre donazioni, per cui rimanete qui con noi e subito dopo la pubblicità resteranno anche qua i nostri amici di Ricci Italia Onlus e parleremo di tutto questo tra pochissimo. Grazie.